a chiusura delle ali galoppa immediatamente Pole Sottobon, galoppa anche il 2 Poesia Egral, Editor su Pensami B, velocissima Parideni che punta subito in avanti. A tabellone sia Poesia Egral che Pole Sotta, Parideni raggiunge Editor e punta subito a sopravanzarla. Editor si oppone per il momento, anzi si oppone decisamente, corre davanti Di Nardo, dopo le lance in 15 e 3, e Parideni è costretta all'arco. 30 scarsi il quarto iniziale, Editor Pensami B, Parideni al largo, poi Prada di Gaia veloce dalla seconda fila, che adesso fa accodare Parideni. 44,5 i 600, notevole la prima parte di gare, si fa vedere per l'Adagi, per linee esterne. E sul leggero rallentamento della testa cerco di progredire. Muove anche il numero 11 Push degli Ulivi, che si trascina, il 10 Patita Io. 1 minuto e 4 decimi il giro di pista. Per un attimo è venuta al largo Pensami B, più per un fatto caratteriale che per altro. Si sta preparando il numero 7 Prada di Gaia. Torna a Pensami B, va su Editor, la sta sopravanzando, ma interviene Prada di Gaia, si unisce anche per l'Adagi. Calonetto di Editor e anche di Parideni. 1,32,5, 3/4 di miglio. Pensami B avvicinata da Prada di Gaia e per l'Adagi, sta spostando al largo adesso dalla corda, attacca a fondo per Prada di Gaia, netta Prada di Gaia al secondo e per l'Adagi dopo percorso molto oneroso al terzo Pensami B, media di 1,16,6 per la vincitrice Prada di Gaia, che Antonio Di Nardo pilota a dovere dalla seconda fila, segue la veloce Pensami B e passa in retta. 7,25 € la quota del vincente.